Il pomodoro è orgoglio italiano e per quanto ortaggio umile e povero, in estratto se ne fa conserva. Così non è per gli uomini, solo quelli illustri, abbiano fatto o no danni, se ne tiene memoria nei libri di storia. Ci proponiamo, in questo documentario, di estrarre momenti semplici, bisbigli, timori, sussurri, amori che resero questi uomini ed altri che vissero lasciando smarrite tracce, pensieri, scritti, appunti, un ricordo umano. Con Marinetti futurista siamo alle origini della nazione. Scipio Slaper, critico letterario, annota: i futuristi di Marinetti, per non farsi scompigliare dal dramma interiore, per non sentirlo, urlano, impedendo loro di dubitare. Realizzano al di fuori la sicurezza che non è al loro interno. Per codesta incoscienza i loro libri si leggono senza nessuna gioia di liberazione. Marinetti, mecenate dell'homunculus letterario in fregola. Emilio Gadda, ironico scrittore e soldato nella Prima Guerra Mondiale, così scriveva del fesso: quando la locuzione far fesso riuscirà incompresa, allora Diana sarà splendida come i fulgori del primo giorno. Il mito della furbizia è un ignobile e turpe mito. La feroce fanfara dell'assalto lacerò i veli delle nebbie. Quanti furono i fessi quella mattina? Giovanni Comisso, liberata Fiume, ricorda che il governo italiano si trovò nell'imbarazzo di riportare a casa D'Annunzio ed i suoi legionari e fu dato il compito al generale Caviglia di impiegare persino le forze, e con la forza ebbe fine l'impresa. Arriva Mussolini, il duce, e così lo dipinge il liberale e laico Gobbetti. Nessuno più di lui, lontano dallo spirito dello Stato laico e della vecchia destra, non sopporta la lotta col dubbio. Ha bisogno di una fede per non dover pensare. Avrebbe potuto essere il duce della Compagnia di Gesù, l'arma di un pontefice persecutore di eretici, con una sola idea nella testa da far entrare a suon di randellate nei crani refrattari. Mussolini disse: ora deve cominciare la mia leggenda. Qualche volta la polizia perde le tracce di Mussolini. Talora evade in motocicletta. Più spesso va da una famosa chiromante per farsi leggere il destino. Siamo ormai nel 1936. La società romana, dice la vecchia principessa, si divide in due parti, una che dà del tu a Edda Ciano Mussolini, l'altra che aspira a darglielo. Al tempo si usava d'obbligo il voi. Eurialdo De Michelis, rassicurato dalle inesauribili risorse del comandante Gabriele in materia di donne, si fa portavoce della lamentela di costui. Il fascismo copiò da me, tra i tanti motti, eila, alla là.
e se la naia parla, chiama scatolette di sardine i carri leggeri da 3 tonnellate con 2 mitragliette reduci da Etiopia e Spagna per correre ad 8 chilometri all'ora sulla sabbia libica, affrontando i carri armati inglesi da 15 tonnellate e passa, armati come istrici che filavano a 40 chilometri all'ora. Per fotografarli bisognava catturarli. Anche in Libia ci furono eroi, ricorda Mario Tobino, soldati che non abbandonarono l'amico e chi morì per nulla, sapendolo. Puro gesto, senza ideale, davanti alla morte, senza bandiera, sfumato l'odio ed essere uomini che nulla chiedono al loro destino. Trilussa scrive: «Che succede laggiù? Fanno gli giochi?» chiedeva Erpetirosso alla Beccaccia. «È tanta ormai la gente che va a caccia, che dai, resteremo in pochi». «E beh, che ce vuoi fare? Non c'è riparo», rispose la Beccaccia. «Capirai, oggi de schioppi ce ne stanno assai e c'è un fottio de polvere da sparo. Bisogna pazientà fino al momento che qualche legge non distinguerà chi c'è fucila per necessità da chi c'ammazza per divertimento». Siamo nel maggio del 1938. Ranuccio Bianchi Bandinelli, a Roma ed a Firenze, fa l'assistente a Mussolini nella visita al bel paese di Adolf Hitler. Per quanto quest'ultimo fosse deferente verso il duce, talora poneva domande impertinenti sull'architettura. «Però Vitruvio», allarmando Mussolini, che lo riprende. «Vitruvio? Già, Vitruvio. Niente paura», disse Bandinelli. «Vitruvio non fu architetto come crede Adolf, ma l'autore di un libro, e l'onor patrio fu salvo». A Firenze Mussolini s'annoiava poiché la visita tra Pitti e Uffizi durava troppo. Qui ci vorrebbe una settimana. Ma Hitler, impertinente, continuava. Il duce lo raggiunse in raccoglimento davanti al tondo Doni, incantato, con le mani sul basso ventre. A nascondere, dicevano i maligni, l'unico disoccupato che fosse rimasto in Germania. «Michelangelo, Michelangelo», mormorava. Balducci non racconta, ma ci scommettiamo un fiasco che Mussolini con voce tonante l'avrebbe corretto. «Michelangelo, Michelangelo».